straordinario, una vittoria la scorsa contro il San Vito Lo Capo che ha permesso di agganciare il terzo posto. Oggi il Bagheria ha un match point importante chiamato secondo posto di fronte a un avversario agguerrito, voglioso di punti come la Giardinellese, che tenterà disperatamente di uscire alla zona playout ed uscire da quella brutta posizione in classifica dal comune di Bagheria. E Bagheria Giardinellese, 16ª giornata del campionato di promozione Girone A. Amici di Sportisili, buon pomeriggio da Ficoldrella, siamo di nuovo al comunale per una sfida importante. E neanche anelli mancano ma gli acquisti la sessione hanno fatto bene qui. Miceli, miracolo, gran riflesso qui sul colpo di testa in area di rigore. Ha speso un altro fallo di Bagheria, batte De Luca a mezza altezza, in mezzo, colpo di testa di Randazzo completamente dimenticato. Ancora Cina in area di rigore, prova a spizzare il ribaudo, pallone messo fuori, poi anticipato Bonanno. Costa vuole tenere lì il Bagheria, poi Caracappa prova la conclusione a giro. Interessante, che non sia a bassa sufficienza, bella l'idea però del numero 11. Gira molto bene su Ferrara, che controlla dopo il rimbalzo, va a sfidare Mainza. Ancora Ferrara, cerca lo slalom, passa bene su due, ancora Ferrara sul mancino che la prova. Piccione così e poi Caracappa. Piccione con personalità. Non è una partita facile come ci si poteva magari aspettare. Qui grande palla per Stassi che in posizione di rigore secondo l'arbitro. Stassi passa su Piccione e poi si divora un gol clamoroso con la porta sguardita tutti dall'assistente. Cinaconco alimenta l'azione, allarga su Caracappa, poi si è cambiato il compagno di corsia, cross per Stassi che vola di testa. È volato in cielo il numero 9, pallone sul fondo, gran cross di Caracappa. Corner di Caracappa sul secondo palo, Stassi di testa, pallone alto e ancora volato il numero 9. Sì. Gran giocata di Stassi, solo e poi esterno, salta anche un altro avversario, poi Caracappa in area, sinistro che gira e diventa quasi un cross buono per Ferrara. E Virzì, palo sul secondo palo, Procida e poi provato a darli in campo Cina, è uscito Piccione. Cina mette fuori Aneli. Mainza raccoglie questo pallone, Landa, cross per l'inserimento di Ciacio che si è ripreso e come va col sinistro, pallone largo. Caracappa sul secondo palo, colpo di testa di Stassi e poi salvataggio alla linea e la palla è entrata, l'ha messa Virzì al 91esimo. Il Bagheria trova il gol del sorpasso, non si è capito, non so chi l'abbia toccato in mischia, forse Carmelo Virzì per il gol dell'1-0 Bagheria. Tutti in campo in 10 contro 11, in mischia un rimpallo favorevole. Deve tifare anche per la capolista il Bagheria chiaramente. Mette fuori Cina che prende l'ennesimo per la sua partita, poi intervento su Pulizzi, c'è fallo, c'è vantaggio destro Miceli e poi Mainza, incredibile, l'ha presa sulla linea. Palla che esce, l'arbitro non fischia ancora, fischia adesso, vince il Bagheria, lo fa al 91esimo grazie al gol di Virzì in mischia in 10 contro 11. Impresa di mister Pagano che aggancia il secondo posto. Hanno pareggiato San Giorgio e San Vito.